iniziare a lodare il nostro meraviglioso Signore. Padre Santo, Dio d'amore, ancora in questo momento, Signore, veniamo a Te nel nome di Gesù Cristo, Padre, e vogliamo ringraziarti, Signore, vogliamo benirti ancora per questo giorno che Tu ci hai donato, Signore, per l'opportunità, l'onore, il privilegio che Tu ci doni ancora in questa sera, Signore, oh Padre, di venire al Tuo cospetto, Signore, per innalzarti, lodarti, adorarti, Signore, per celebrare il Tuo santo e meraviglioso nome, oh Padre. E ancora in questo momento, Signore, applichiamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà, sia legato nel nome di Gesù Cristo. E a Te, oh Padre, vogliamo dare tutta la lode, la gloria, la potenza e la maestà che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. Diamo lode e gloria al nostro meraviglioso Signore. Alleluia. Contro me, e se la terra qui tremasse, la mia salvezza è in te, perché tu sei il mio scudo, dillo, tu la mia certezza, tu sei la mia gloria, che rialza il mio capo. Se afflitto so, tu sarai con me, non temerò, anche se il mio cuore il timore il tuo è, confiderò in te, non temerò nessun uomo che si alzi contro me, tu sei mio Dio, la mia fortezza, la mia salvezza è in te, dillo, perché tu sei il mio scudo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, che rialza il mio capo, perché tu sei il mio scudo, dillo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, che rialza il mio capo. Innalzati, innalzati, salvami, innalzati, innalzati, salvami, innalzati, innalzati. Salvami, innalzati, salvami, perché tu sei il mio scudo, dillo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, dillo, perché tu sei il mio scudo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, che rialza il mio capo. Innalzati, innalzati, dillo, salvami, innalzati, salvami, innalzati, innalzati, salvami, innalzati, salvami, perché tu sei il mio scudo.
Sì, Signore, tu sei il mio scudo, la mia protezione. Alleluia. Il Salmo 133 dice: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorano insieme nell'unità. È come l'olio prezioso sparso sul capo, che scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo delle sue vesti. È come la rugiada dell'Hermon, che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha comandato la benedizione e la vita eterna. Il Signore ha comandato la benedizione e la vita eterna quando? Quando il popolo si riunisce, quando il popolo inizia a lodare il nome del Signore. Il Signore ha ordinato la sua benedizione nella sua Chiesa e quindi vogliamo innalzare il Re di Gloria in questo momento che siamo nella sua Chiesa, nella sua presenza. Innalziamo il Re di Gloria affinché la sua benedizione ancora in questa sera possa raggiungere ognuno di noi. Amen. Alleluia. Signore, benedici il tuo popolo, la tua Chiesa sparsa sui quattro canti della terra, Signore. Alleluia. L'acqua in vino hai cambiato, gli occhi dei ciechi hai aperto, nessuno è come te, come te. Splendi nel buio, Prendi nel buio più fitto, Dillo. sai rialzarmi se cado, nessuno è come te, nessuno Gesù come te. Dio è grande, Dio è grande, Dio è forte, Lui è innalzato al di sopra di tutto, dillo. Lui guarisce, forte e potente il mio Dio, è il mio Dio. Amen. Dio è grande, Dio è forte, Lui è innalzato al di sopra di tutto, Lui guarisce, forte e potente il mio Dio, è il mio Dio. Oh, Dio è grande, Dio è forte, dillo. L'acqua in vino hai cambiato, gli occhi dei ciechi hai aperto, nessuno è come te, come te. Splendi nel buio più fitto, Dillo. sai rialzarmi se cado, nessuno è come te, come te. Dio è grande, Dio è grande, Dio è forte, Lui è innalzato al di sopra di tutto, Lui guarisce, forte e potente il mio Dio, è il mio Dio. Dio è grande, Dio è forte, Lui è innalzato al di sopra di tutto, Lui guarisce, forte e potente il mio Dio, alleluia. potente il mio Dio, Dillo. è il mio Dio. Se Dio è per noi, nessuno può fermarci. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, nessuno può fermarci. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Oh, Dio è grande, adoratori, dillo. Dio è forte. Dio è grande, Dio è forte, Lui è innalzato al di sopra di tutto, Lui guarisce, forte e potente mio Dio, è mio Dio. Dio è grande, Dio è forte, Dio è grande, vogliamo dirlo insieme, Dio è grande,
Dio è forte, Dio è grande, Dio è forte, Dio è grande, Dio è forte, Dio è grande, Dio è forte. Alleluia, sì Signore, Dio è grande, Dio è forte, amen, alleluia. Ancora in questo momento, Signore, vogliamo aprire i nostri cuori alla Tua presenza. E come è scritto nella Tua parola, Signore, Tu cerchi veri adoratori, che Ti sappiano adorare in spirito e verità. Fratello mio, sorella mia, io non conosco qual è il tuo problema, ma so che è colui che risolve i problemi ancora in questa sera, in questo luogo. Ed Egli vuole intervenire nel tuo bisogno, nella tua afflizione. Ma tu credi solamente, dice la parola, e vedrai la gloria di Dio. E nel frattempo adoralo, semplicemente adoralo. Entra nei suoi cortili con lodi, con ringraziamento, con timore santo alla presenza di Dio e adoralo. Egli conosce ogni cosa, Egli è l'onnipotente, l'onnisciente, l'onnipresente e vede il tuo cuore. Adoralo, sorella mia, adoralo l'Eterno degli eserciti, alleluia. Voglio dirti che ti amo, perché sento che tu sei l'unico che mi conosce, che capisce il mio cuore. Perché da quando ti conosco, dillo, io mi sento importante, perché hai lasciato il cielo per venire in me. Voglio dipendere da te, da te, da te, Gesù. Voglio dipendere da te, solo da te, Gesù. Voglio dipendere da te, oh, solo da te, Gesù. Voglio dirti che ti amo, dillo, perché sento che tu sei l'unico che mi conosce, che capisce il mio cuore. Perché da quando ti conosco io mi sento importante, perché hai lasciato il cielo per venire in me. Voglio dipendere da te, da te, da te, Gesù. Voglio dipendere da te, solo da te, Gesù. Voglio dipendere da te, solo da te, Gesù. Oh, non sono io, dillo, ad aver scelto te, ma tu hai scelto me. Oh, non perché
amato me, voglio dipendere da te, da te, da te. Gesù, dillo con tutto il tuo cuore, alleluia. Da te, solo da te, da te, Gesù, voglio dipendere da te, solo da te, Gesù, dillo. Non sono io che ad aver scelto non perché io ho amato te, ma perché tu hai amato me, voglio dipendere da te, da te, da te, Gesù, dillo, voglio dipendere da te, solo da te, da te, da te, Gesù, voglio dipendere da te, Gesù, solo da te, solo da te, voglio dipendere, Gesù, solo da te, Gesù. Sì, Signore, vogliamo dipendere da te, Signore. Vogliamo dipendere dalla tua parola. Vogliamo dipendere dal tuo consiglio. Vogliamo dipendere dal tuo amore, Signore. Quell'amore meraviglioso, Padre, che è stato sparso sulla croce. Perché non erano i chiodi che ti tenevano alla croce, ma era l'amore che tu, Signore, hai mostrato per il tuo popolo, per la tua Chiesa. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo del suo pascolo, è il gregge che la sua mano conduce. Andiamo alla presenza di Dio ancora in questo momento, che i nostri cuori si possano aprire completamente, che lo Spirito Santo questa sera possa insegnarci, ministrarci, possa ancora in questa sera sanare quelle ferite del cuore che l'occhio dell'uomo non vede. Spirito Santo, passeggia nel nostro mezzo ancora in questo momento, sana, libera e guarisci, Signore, come solo tu puoi fare. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Adoriamo il Signore insieme, amen. Tocca, Spirito Santo, toccaci, Signore, ancora in questa sera. Abbiamo bisogno, Signore, del tuo tocco in questo momento, quella mano meravigliosa, Signore. Alleluia, adoriamo il Signore, amen. Alzo le mani, anche se non ho forze, anche se non ho forze, alzo le mani, anche se ho mille problemi. Oh,
sentire un'unzione che mi fa cantare quando alzo le mani, comincio a sentire il fuoco. Oh, quando alzo le mani, il mio peso scompa. Ogni peso va via questa sera, alleluia. Nuove forze tu mi dai. Dillo. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile quando alzo le mani. Alzo le mani. Alzo le mani, Alzo le mani. anche se non ho forze. Anche se non ho forze. Alzo le mani, anche se ho 1000 problemi. Quando alzo le mani, comincio a sentire un'unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani, comincio a sentire Il fuoco. Oh, quando alzo le mani, il mio peso scompare. Nuove forze tu mi dai. Tutto questo, alleluia. tutto questo è possibile. Tutto questo è possibile quando alzo le mani. Meraviglioso. Meraviglioso sei. Dillo al tuo Gesù, alleluia, alleluia. Per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato, dillo, ogni parte di me. Meraviglioso sei. Io non desidero. Io non desidero che te. 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 Meraviglioso, meraviglioso sei. Per l'eternità, dillo, il canto mio sarai. Hai conquistato, Padre, ogni parte di me. Meraviglioso sei, mio Gesù. Meraviglioso sei, mio Signore. Meraviglioso sei. Mio Gesù, dillo. Meraviglioso sei. Meraviglioso sei, Signore. Meraviglioso sei, oh Padre, alleluia.
E come è scritto nella tua parola, Signore, tutto è possibile a chi crede. E noi crediamo in Te, Signore. Oh Padre Santo, noi abbiamo riposto in Te la nostra fiducia, la nostra speranza, Signore. E siamo certi e sicuri, Signore, che Tu non vieni meno, Padre. E per questo ancora in questa sera possiamo dire: l'Eterno è il mio pastore, e nulla mi mancherà. Ancora in questo momento, Padre d'amore, come ci insegna la Tua parola, Signore, noi vogliamo porre davanti al Tuo trono queste richieste di preghiera, Padre. E Ti preghiamo di stendere la Tua mano potente, possa Tu intervenire, Signore, ancora su Gabriele, ancora su Giulia, Signore, stendi la Tua mano potente affinché ci sia guarigione nel nome di Gesù Cristo. Ancora Naomi, Signore, davanti al Tuo trono, che questa polmonite lasci la presa nel nome di Gesù. E ancora, Signore, i nostri giovani davanti a Te, Signore. Ti preghiamo, Padre d'amore, tocca le loro vite, Signore. Parla ai loro cuori, Signore, che Tu, Padre, li possa riportare nella Tua casa, alla Tua presenza. Ancora vogliamo pregarti per i matrimoni, Signore. Noi Ti preghiamo, Signore, che il Tuo amore, oh Padre, possa essere il collante di ogni matrimonio, Signore, e che ogni opera delle tenebre, Signore, sia messa fuori nel nome di Gesù Cristo. Ancora vogliamo pregarti per il pastore Margherita, Signore, stendi la Tua mano, continua Tu ad ungerli, Signore, a sostenerli, a proteggerli, oh Padre. Ancora vogliamo pregarti per una ragazza che soffre di attacchi di panico. Signore, Ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo che questo spirito immondo lasci la presa nel nome di Gesù. Proclamiamo e dichiariamo, Signore, liberazione ora, in questo momento, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. E ancora vogliamo pregarti per Camillo, per Vittorio, per Lello. Signore, ancora quanti, oh Padre, stanno nell'afflizione, nella distretta. Ti preghiamo, Padre d'amore, stendi la Tua mano. Manifesta la Tua gloria ancora in questo tempo, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, Padre. E ancora per gli ospedali, le case famiglie, gli orfanotrofi, le carceri. Signore, Ti preghiamo. Quei luoghi dove c'è tristezza, desolazione, afflizione, oh Padre, stendi la Tua mano. Usa i Tuoi strumenti, i Tuoi canali, oh Padre, affinché, Signore, la Tua parola li possa raggiungere. E ancora voglio pregarti per la Tua Chiesa sparsa sui 4 canti della terra. Signore, che ci sia unità, quell'unità, Signore, che ci permette di vedere la Tua gloria all'opera. E ancora in questo momento, Signore, Ti prego per il proseguo di questa riunione, oh Padre. Spirito Santo, scendi con potenza, riempi il cuore e le labbra del Tuo servo affinché la Tua parola, Padre, possa raggiungere i nostri cuori. E ancora, Signore, vogliamo dirti grazie. Grazie per tutto ciò che Tu hai preparato, e a Te diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria all'Eterno. Alleluia. Se c'è qualcuno che vuole testimoniarle per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Se non c'è nessuno, facciamo un annuncio. Martedì, ore 19:30, c'è la riunione di preghiera. Martedì, ore 19:30, non vi dimenticate, c'è la riunione di preghiera. Amen. Se vogliamo prendere l'offerta, ci prepariamo anche per l'offerta. Alleluia. Amen. Vogliamo pregare per l'offerta? Chiudiamo i nostri occhi. Amen. Padre Santo, ancora in questo momento veniamo a Te nel nome di Gesù Cristo. E vogliamo ringraziarti, oh Padre, per come Tu ci dai l'opportunità, l'onore ancora, Padre, di donare questa offerta, Signore. Sì, Signore, perché Tu ci dai l'opportunità di dare, e noi vogliamo dare per l'avanzamento del Tuo regno, Signore. Possa Tu ancora, Padre, benedire il Tuo popolo, la Tua eredità, Signore. Prenditi cura, oh Padre d'amore, di chi è nel bisogno. E a Te diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Nessuno è come Te. Nessuno è come Te. Dillo. Incomparabile ed interamente amabile. Nessuno è come Te. Nessuno è come Te. Oh, incomparabile.
io mi prostro innanzi a te che sei il mio Re. io mi prostro innanzi a te. Per tutto ciò che sei, io mi arrendo ai piedi tuoi. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Incomparabile. Nessuno è come te, Signore. Ed interamente amabile. Amen, amen, alleluia. Gloria a te, Gesù, alleluia. Nessuno è come te, Signore. E ancora in questa sera vogliamo dirti, Signore, parla, il tuo popolo ti ascolta. Amen. Vogliamo ascoltare ciò che ha messo nel cuore del suo servo questa sera. Dio parlerà alle nostre vite. Amen. Alleluia. Alleluia, pace a tutti e pace anche a coloro che ci seguono da casa. È sempre una gioia e un onore, un privilegio stare nella casa di Dio in mezzo al suo popolo. E in questa sera io voglio condividere con voi una parola che meditavo ieri sera e quindi Dio ha messo poi alla fine una parola che voglio trasferire a tutti voi. Vogliamo prendere dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 12, leggeremo i primi 10 versetti di questo capitolo, anche se poi vi esorto a leggere un po' tutto il capitolo per vedere un po' come finisce questa storia, però quello che il Signore ha messo nel mio cuore lo troveremo in questi 10 versetti di questa sera. Se abbiamo preso, vogliamo elevare questa parola meravigliosa in alto. A te la gloria, papà, a te tutta la gloria e l'onore, Signore. Noi ancora in questa sera ti siamo grati con tutto il cuore per come ancora in questa prima parte, Signore, di stare nella tua casa, la tua presenza, Signore, la tua benedizione non è mancata, papà. E sappiamo che una doppia benedizione arriverà, Padre, dalla meditazione, dalla lettura di questa parola che tu vuoi donarci in questa sera. Ti siamo grati, Padre, per questo privilegio di poterla meditare, approfondire, ma soprattutto, Padre, di poterla mettere in pratica. Io ti chiedo, Signore, come sempre, la guida e l'unzione del tuo Spirito sulla mia vita, affinché ogni parola, Signore, non sia mia, ma che sia dettata dalla tua volontà. Ti ringrazio come sempre per il privilegio, l'onore, l'opportunità e soprattutto la grazia, Signore, che tu doni alla mia vita di poterla meditare insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle. E ogni cosa, Padre, in questa sera ti rendiamo grazie nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Fin qui abbiamo pregato e in questa sera voglio parlarvi proprio di preghiera. Quindi leggeremo questi 10 versetti che troviamo in questo passaggio in Atti degli Apostoli, capitolo 12. Dice così questa parola, dal primo versetto: ora in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni, e vedendo che questo era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Ora erano i giorni degli azimi. Dopo averlo arrestato lo mise in prigione e lo affidò alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Ma mentre Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. Or la notte, prima che Erode lo facesse comparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore
sopraggiunse una luce risplendente nella cella e percorso il fianco di Pietro lo svegliò dicendo alzati in fretta, e le catene gli caddero dalle mani. Quindi l'angelo gli disse cingiti e allacciati i sandali, ed egli fece così. Poi gli disse avvolgiti nel mantello e seguimi. E Pietro uscito lo seguiva senza rendersi conto che ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero. Infatti egli pensava di avere una visione. Ora, come oltrepassarono il primo e il secondo posto di guardia, giunsero alla porta di ferro che conduceva in città, ed essa si aprì da sé davanti a loro, e usciti percorsero una strada, e all'improvviso l'angelo lo lasciò. Anche se vi consiglio poi di continuare a leggere questo passaggio nella parola di Dio. Siamo in un momento particolare, fratelli cari, della Chiesa che nasce. Il Signore è ritornato al Padre, e c'è questa Chiesa che sta nascendo, questi uomini, queste donne che hanno scelto di seguire Gesù. Però non è sempre facile fare questa scelta, penso che non lo sia nemmeno in questi tempi, anche se ringraziamo il Signore per questa grazia, le libertà che ancora noi viviamo, almeno in Italia, forse nei paesi democratici del mondo, perché ci sono paesi dove ancora tutto quello che abbiamo letto in questa sera accade ancora, cioè si può morire, si è perseguitati, si è imprigionati. Però vedete, anche se passa il tempo, diciamo, la storia non cambia. E all'inizio di questa nascita, di questa Chiesa del Signore, le problematiche, le difficoltà non sono mancate, perché noi vediamo in questo passaggio della parola di Dio che dice questo Erode, il re di questi giudei, che poi lui non era nemmeno un giudeo, ma per varie strategie giunge al potere, e dice questa parola di questa sera che cominciò a perseguitare la Chiesa del Signore, perché questo faceva, come posso dire, portava simpatia alla sua persona, perché molti dei farisei in particolar modo volevano che la Chiesa del Signore veniva perseguitata, tutti coloro che avevano scelto di seguire Gesù erano perseguitati, e quindi Erode capisce che questo compiace al popolo, compiace a una parte del popolo, non a tutti, ma pur di, come posso dire, accattivarsi le simpatie di questa classe farisia, i sacerdoti ed altri, lui comincia a perseguitare la Chiesa del Signore, e dice che ad un certo punto prende Giacomo, uno degli apostoli del Signore, il fratello di Giacomo, ricordate i due fratelli Giacomo e Giovanni, e lo fa uccidere di spada, cioè lo mette a morte proprio come fosse un trofeo per la sua persona. E questo dice che il popolo dicevo non tutto il popolo, ma una buona parte si compiace nel vedere che questi uomini che seguivano il Signore vengono messi a morte. E quindi, vedendo questo, dice la parola di Dio che lui non si ferma. Difatti, chi si ricorda un po' quando il Signore, parlando proprio di Erode, di questo re, lo chiama che lui è una volpe, e la volpe ha una sua peculiarità perché il Signore lo chiama così, perché lui è un uomo molto crudele, e in questo passaggio della parola di Dio vediamo tutta la sua crudeltà, che pur di accaparrarsi le simpatie di alcuni, lui mette a morte degli uomini, senza pensarci su due volte. E dice, come stiamo leggendo in questa parola, che questo era gradito ai giudei, e quindi cosa fa? Continua a perseguitare la Chiesa del Signore, e non basta far morire solo Giacomo, ma imprigiona anche Pietro. E dice la parola di Dio che Pietro viene messo in prigione, però nel frattempo sta giungendo, diciamo, la Pasqua per i giudei, e quindi lui aspetta, lo fa imprigionare, lo fa mettere in prigione a guardia di 4 soldati, 2 che stanno proprio là vicino, e non solo questo, ma lo incatenano pure, e 2 stanno alla porta. Quindi pensate un po', proprio come fosse il più grande criminale di tutti i tempi, Erode lo fa guardare notte e giorno quest'uomo, perché poi dopo la festa degli azimi, quindi della Pasqua, lui vorrebbe farlo comparire in pubblico per poterlo poi ammazzare, uccidere, come ha fatto già con Giovanni. E vedete, c'è una persecuzione in atto. Oggi la Chiesa del Signore, fratelli cari, questa persecuzione, anche forse in modo subdolo, però questa persecuzione continua.
Io prima ho ascoltato così, mentre il fratello Lello parlava con la sorella, ma ho ascoltato forse ho capito bene che ancora oggi molti, anche in modo diverso da questo, ci giudicano, ci offendono, ci prendono in giro, proprio perché, e a volte, come dicevo prima, in paesi del mondo, per questa nostra fede, questa nostra testimonianza, si viene messi in prigioni, si viene ammazzati. E vedete, quindi la Chiesa del Signore è sempre perseguitata e giudicata, e quindi la Chiesa del Signore siamo noi, fratelli cari, anche se qui siamo un piccolo numero, ma la Chiesa del Signore siamo noi, tutti insieme, facciamo parte della Chiesa del Signore, del corpo di Cristo. E il corpo di Cristo, fratelli cari, la Chiesa non ha mai avuto, diciamo, dei giorni felici. Qui stiamo vedendo la parola di Dio che ci sono persecuzioni, ci sono omicidi, ci sono tante cose che vanno contro la Chiesa del Signore. E quello che leggevo in questo passaggio della parola di Dio e che dovremmo farne tesoro, fratelli cari, è questo. Il fatto che c'è una persecuzione in alto, si può morire per la fede in Cristo Gesù, e abbiamo visto delle testimonianze come Giacomo ha dovuto donare la sua vita per la sua fede. Questa Chiesa che è perseguitata e ci sono tanti, tante uccisioni, ma questa Chiesa non arretra. Anzi, dice la parola di Dio che mentre il servo, l'apostolo Pietro, è in carcere, questa Chiesa non è scoraggiata, fratelli cari, perché è vero che da una parte Giacomo ha dovuto morire per la sua fede, dall'altra parte c'è la prigionia di Pietro. Ma la Chiesa, di fronte a tutte queste difficoltà, questa prova così forte, la Chiesa del Signore, fratelli cari, non arretra. Anzi, chi conosce un po' la storia della Chiesa quando nasce, più si è perseguitati e più questa Chiesa cresce. Mi sembra strano tutto questo, è paradossale, ma è così. Più si è perseguitati, più ci va contro e più questa Chiesa si moltiplica e cresce. Se chi legge gli Atti degli Apostoli comprende che tutto questo avviene. Difatti questa Chiesa, fratelli cari, che sta nascendo, dove Pietro è in prigione, non si arrende di fronte a tutto questo. E la Chiesa del Signore in questo tempo, fratelli cari, non deve arretrare, non si deve arrendere perché ci sono delle difficoltà, ci sono delle prove, c'è il mondo che ti va contro, che ti giudica, forse anche a parole, almeno in Italia, ti può perseguitare. Ma questo non deve farti arretrare, la Chiesa del Signore non deve arretrare, ma deve prendere posizione. Questi uomini, fratelli cari, pur essendo perseguitati, si radunano nelle case, penso non solo in una casa, ma in diverse case, perché la Chiesa del Signore dei primi tempi nasceva così, nelle case, e quindi penso che in diverse case di tutti questi seguaci della via, perché così erano chiamati i primi tempi, si radunano per pregare, per intercedere. E quindi, fratelli cari, dice la parola di Dio che fervide preghiere della Chiesa venivano elevati davanti al trono della grazia di Dio. Io mi ricordavo, qui c'è una Chiesa che prega, ma mi ricordavo alcuni, mentre era in adorazione lì, mentre si lodava il Signore, e qui vedo una Chiesa, fratelli cari, che prega con fervide preghiere perché uno dei suoi membri, in questo caso è Pietro, è in prigione. Quindi si radunano, pregano in ogni casa, in ogni famiglia, ci si raduna, si prega, si intercede, si chiede a Dio di intervenire per liberare questo suo servo. E mi veniva in mente, fratelli cari, di alcuni uomini nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, che con una sola preghiera, fratelli cari, mi ricordavo di alcuni, e li condivido insieme a voi, come Elia, che dice la parola di Dio, anche lui, soggetto alle nostre difficoltà, caducità umane, era come noi, soggetto a tutte le difficoltà della vita, eppure lui dice, nell'Antico Testamento è scritto, che lui fa una preghiera e per 3 anni e 6 mesi non piove più sulla terra, poi prega di nuovo e poi piove. E allora io dico, poi mi ricordavo di Gedeone, che mentre sta lottando contro i Madianiti, lui fa una preghiera e dice: Signore, ferma il sole nel cielo, che non tramonti. E quel sole non tramontò per circa una giornata intera affinché lui potesse sterminare tutti i nemici. Ne potrei dire tantissimi. E io dico, la preghiera di una sola persona
ha potuto fare delle cose straordinarie, dove il Signore subitaneamente, fratelli cari, non ha aspettato. Io vi ho elencato alcune preghiere che hanno fatto degli uomini, perché? Perché subito dopo questa preghiera fatta al Signore, il Signore è intervenuto con mano potente. Ha ascoltato subito, non ha aspettato. E quindi mi immaginavo che dei soli uomini singolarmente hanno pregato e Dio è intervenuto con mano potente, ha ascoltato il loro grido, la loro preghiera. Pensate quando si riunisce la Chiesa di Gesù. Tutti insieme, noi, la Chiesa di Gesù, fratelli cari, siamo salvati per grazia, siamo il popolo del Signore, siamo uniti e abbiamo lo Spirito Santo, fratelli cari. E quando io penso che si raduna la Chiesa del Signore, c'è un pari consentimento, come è scritto all'inizio degli Atti degli Apostoli, c'è un unico pensiero, un solo cuore, un'unica preghiera. Ma cosa pensate, fratelli cari? Che Dio non ascolta la nostra supplica, la nostra preghiera? Se un solo uomo ha potuto far fermare il sole nel cielo o ha potuto far piovere sulla terra, come mai la Chiesa del Signore in questo tempo non ha questo sentimento, quest'unità, nell'unità di chiedere a Dio di intervenire nei casi di bisogno che sono in mezzo al popolo del Signore? Io so che ci sono tanti casi di bisogno in mezzo alla Chiesa, io parlo in senso generale della Chiesa. E allora che cosa c'è che non va, fratelli cari? Perché quando ci raduniamo insieme e ci mettiamo d'accordo, ci dobbiamo mettere d'accordo? Dobbiamo cercare l'unità. Una sola preghiera davanti al trono della grazia. Qui tutta la Chiesa, anche se vi dicevo prima che era sparsa in ogni casa, ma era radunata, fratelli cari, alzando una sola preghiera, un solo grido al Signore, quello di liberare Pietro dal carcere. E Dio, fratelli cari, ha ascoltato quella preghiera di quel popolo, anche sparsi in tante abitazioni, perché il loro pensiero era uno solo, fratelli cari. Difatti è scritto negli Atti degli Apostoli, proprio all'inizio quando nasce la Chiesa del Signore, nel primo capitolo, al versetto 14, dice: tutti costoro perseveravano con una sola mente nella preghiera e supplica con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. La Chiesa del Signore nasce proprio così, fratelli cari, basata sulla preghiera, senza distinzione alcuna. Le donne, Maria, i fratelli del Signore, le sorelle di Gesù. Non c'era distinzione, ma c'era una cosa, fratelli cari, c'era una perseveranza, quello di radunarsi insieme senza guardare la loro estrazione sociale, l'appartenenza familiare e quant'altro, ma si radunavano. E si radunavano, dice la parola di Dio, perseverando nella preghiera. Si chiedeva a Dio di intervenire e di toccare i cuori. E vedete come il Signore accompagnava queste preghiere con segni, miracoli e prodigi. Difatti torniamo alla parola di questa sera, dove dice in questo passaggio della parola di Dio, dove la Chiesa in questo caso si raduna per far sì che Dio intervenga per liberare Pietro. E Dio interviene, fratelli cari. Dio interviene, fratelli cari, ha ascoltato la supplica perché ha visto la loro unità, la loro perseveranza, ha visto la loro determinazione continua nel chiedere a Dio di intervenire a liberare l'Apostolo Pietro. E non si sono arresi, fratelli cari. Si rischiava la vita a radunarsi per pregare il Signore. Si rischiava la vita, l'abbiamo letto prima, perché già Giacomo era stato ucciso. E allora, fratelli cari, Dio interviene perché Dio ascolta. E la preghiera di questo piccolo gregge, di questo piccolo numero in quel tempo è stata ascoltata e Dio si muove. Manda un angelo, fratelli cari. Gli angeli sono degli esseri spirituali che sono al nostro servizio, è scritto nella parola di Dio, è scritto in Ebrei capitolo 1 versetto 14. Dio manda un angelo e quindi manda un angelo nella prigione. E vedete che cosa accade, fratelli cari? Dice la parola di Dio che Pietro, a differenza di Paolo e Sila, che mentre erano legati erano stati anche battuti in quel tempo, successivamente a questo episodio, loro dice che verso la mezzanotte cominciano a cantare e a lodare il Signore. Qui vediamo qualcosa di opposto. Vediamo un Pietro che dorme placidamente, uno che
sa di essere di lì a poco, tra qualche giorno essere messo alla gogna, essere ucciso, lui dorme tranquillamente, dice la parola di Dio. Sta in carcere, è in catene, con 2 picchetti laterali, davanti alla porta altri 2, e lui dorma serenamente. Però c'è una chiesa che prega. Io penso che la serenità di Pietro è il sapere che la chiesa, i suoi fratelli, le sue sorelle, stanno pregando. Fratelli cari, quando noi ci ritroviamo nelle difficoltà, nelle prove di questa vita, noi dobbiamo sapere, io devo sapere, devo sentire che i miei fratelli e le mie sorelle stanno pregando per me, che non si sono dimenticati di me, della difficoltà che sto attraversando, come io non devo dimenticarmi della tua. La Chiesa del Signore è chiamata a pregare continuamente, fratelli cari, perché sappiamo che attraverso fervide preghiere, dice la parola, che Dio interviene. E Dio interviene. Ma noi ci crediamo che Dio interviene attraverso la mia e la tua preghiera? Ma noi ci crediamo che quando ci raduniamo nell'unità, fratelli cari, con un solo cuore, una sola mente, un solo spirito, e chiediamo a Dio di intervenire e Dio intervenga, ma noi ci crediamo in questo? O pensiamo che preghiamo tanto per pregare, tanto così, che tanto prego, chissà, forse se il Signore mi ascolta. Noi dobbiamo essere certi, fratelli cari, che la mia e la tua preghiera, quando ci accordiamo, e questo lo dice la parola di Dio, dice il Signore, accordatevi, 2, 3, 100, 200, ma bastano 2 persone, accordatevi, mettetevi d'accordo e chiedete al Padre delle misericordie di intervenire attraverso la preghiera, fratelli cari. Oggi dobbiamo dedicare tempo alla preghiera, dobbiamo dedicare tempo, più tempo. Parlavo con lei, con Sara, in questi giorni, era proprio questo, c'era nel mio cuore. Dicevo, noi ci dobbiamo dedicare più tempo. Dedichiamoci il tempo, fratelli cari, ma è sempre poco, perché questa vita ci produce tante cose da fare, ma ad un certo punto ci dobbiamo fermare un attimo. È vero che questa vita ci prende con tante cose da fare, presi da tante cose, dalla frenesia a volte di questa vita, ma ci dobbiamo fermare un attimo, fratelli cari, tutti insieme. Dobbiamo capire che noi dobbiamo dedicare più tempo alla preghiera e soprattutto che la Chiesa del Signore si deve unire. È stato detto, martedì c'è la preghiera, io prego con tutto il cuore che ci sia un numero cospicuo, fratelli cari, perché non la vedo solo, diciamo, in questo ambito così, ma io ho visto anche in altri ambiti dove la preghiera, quando c'è la preghiera in comunità, è sempre disattesa rispetto a tante altre attività che ci sono. La preghiera è primaria, fratelli cari. Se noi vogliamo risposte da Dio, che Dio intervenga nelle nostre vite, noi dobbiamo pregare, fratelli cari, incessantemente, ma soprattutto nell'unità, come è scritto in questa parola. La Chiesa ha pregato, Dio ha visto questo popolo che si è radunato e fervide preghiere, continue preghiere venivano elevate al trono della grazia e Dio manda un angelo. E Pietro dorme, è tranquillo, perché sa che Dio interverrà, sa che alle sue spalle c'è una Chiesa che prega, un popolo che prega per lui. È sereno. Dice la parola di Dio che quando l'angelo arriva in questa cella, lui è talmente che sta dormendo serenamente, tranquillamente, che lo deve toccare e scuotere su un fianco. Dice, svegliati, ma che stai facendo? Ma quello che tocca di più il mio cuore, fratelli, è quello che farà l'angelo con Pietro. Lo leggiamo insieme. Versetto 7. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse in una luce risplendente nella cella e percorso il fianco di Pietro lo svegliò dicendo. Sveglia Pietro e gli dice qualcosa. Alzati in fretta. Vedete che cosa succede? L'angelo gli dice alzati in fretta. Il Signore ti dice alzati in fretta. E che cosa accade, fratelli cari? Leggiamo dopo. E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli dice alzati in fretta, lui si alza, non oppone resistenza, è obbediente, e le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli dice una cosa, Dio ti dice una cosa, deve seguire un'azione, fratelli e sorelle.
Dio tante volte parla alla nostra vita, ma noi rimaniamo quasi impassibili. Dio ci dice di fare delle cose e noi non le facciamo. Qui l'angelo ha detto alzati, lui è stato obbediente, si è alzato, pur avendo le catene, fratelli cari, e le catene si sono sciolte. In questa sera il Signore comincia a dire a noi, alzati alla mia parola, alzati dalla tua condizione, perché le catene che ti legano in questo momento che stai vivendo adesso cadranno, ma tu ci devi credere, ti devi alzare quando io ti dico alzati. E Pietro non ha posto resistenza, fratelli cari. Quando Dio comanda, noi dobbiamo essere ubbidienti per ricevere ciò che Dio vuole fare nella nostra vita. Ma tante volte il Signore ci dice alzati e noi restiamo seduti. Sapete perché? Perché noi diciamo, forse Dio farà anche il resto, non c'è bisogno che io mi alzi. Ed è un errore. Poi vi dico perché è un errore. Però vado avanti nella parola e dice, lui si alza in fretta e le catene gli caddero dalle mani. Quindi l'angelo continuò a parlare, fratelli cari, quindi il Signore continua a parlare a noi e dice, cingiti e allacciati i sandali. Cingiti, forse era svestito, l'avevano denudato, forse l'avevano battuto, non lo so, la parola non lo dice, ma sicuramente gli avevano tolto qualcosa di dosso. Dice cingiti, le vesti. E chi si ricorda un po' la parola di Dio, quando lui sta pescando e non pesca niente, il Signore si presenta sulla spiaggia, il primo a cingersi perché era nudo, dice la parola, è proprio Pietro. E anche qui si deve cingere i vestiti, li deve stringere, perché deve fare qualcosa. Perché i vestiti larghi di quel tempo, fratelli cari, potevano portare intralcio. Bisogna stringere i fianchi, i vestiti, bisogna stringerli, fratelli cari. Stringere la cintura, perché bisogna correre. Forse ci siamo assuefatti un po' alla nostra condizione. E forse tante cose ci stanno impedendo di poter camminare. Ma vedete che cosa dice l'angelo? Gli disse cingiti e allacciati i sandali. Ti devi allacciare i sandali. Forse sono slegati. E forse i tuoi piedi in questo tempo non stanno camminando più. Dice la parola di Dio, proprio parlando dei sandali dei piedi, che noi dovremmo allacciare i sandali per essere spediti ad annunciare l'Evangelo di Gesù. E forse proprio in questi tempi i nostri piedi si sono un po' fossilizzati, sono impantanati. Non stiamo correndo più come dice la parola successivamente per annunciare l'Evangelo. Ma il Signore in questa sera, fratelli cari, ti dice alzati prima, le catene cadranno, le catene che ti stanno legando per non farti correre. Cingiti e allacciati i sandali. E dice la parola di Dio che egli fece così. Quindi si cinse le vesti, si allacciò i sandali, li strinse bene, si cinse le vesti e l'angelo continuò a parlargli. Avvolgiti nel mantello e seguimi. Prendi il mantello, che è la copertura spirituale, e poi segui. Cammina, corri, vai avanti, non fermarti. Io non ho continuato a leggere quello che succede dopo, però mi sono fermato alla prima porta. E anche lì Pietro fa tutte queste gesta che l'angelo gli comanda, lo segue e non riesce a comprendere che davanti c'è una porta chiusa. Non solo quella che stava davanti con 2 guardie, quella si apre, ma se ne aprirà anche un'altra. Però Pietro è ubbidiente, fratelli cari, segue, si prende il mantello, la protezione, si copre e comincia a seguire l'angelo e comincia a seguire quest'uomo mandato da Dio. Io ho fatto tutto un inciso per portarvi a quello che Dio ha messo nel mio cuore. Vi ho letto delle gesta che Pietro ha fatto e di quello che l'angelo gli diceva e quello che Pietro ha fatto. E la parola, fratelli cari, che voglio condividere con voi è questa. L'angelo comanda, Pietro ascolta e fa delle cose che deve fare Pietro.
Allora ascolta bene in questa sera, Chiesa del Signore. Dio non farà mai quello che dovresti fare tu. Oggi noi siamo troppo presi da quest'idea che io sto comodo dove sto, forse anche nelle mie difficoltà, perché tanto Dio farà tutto Lui. Dio non fa tutto Lui, fratelli cari. Dio fa quello che deve fare, ma poi sta a te fare la tua parte. Noi abbiamo visto in questa parola di Dio che l'angelo poteva, lo vediamo in altri passaggi, dove l'angelo lo poteva portare proprio fuori da quella prigione in modo diverso. Ma Pietro doveva fare delle cose, noi dobbiamo fare delle cose, fratelli cari. In questa sera il Signore ci dice a noi, il Signore fa la sua parte, ascolta le preghiere, ma c'è una parte che dobbiamo fare noi, non la farà il Signore per noi. Noi dobbiamo impararlo, fratelli cari. Noi a volte pensiamo che il Signore fa tutto per noi, senza che noi potessimo muovere un dito. No, Dio fa tutto ed è vero, ma quello che dobbiamo fare io e te lo dobbiamo fare io e te. Pietro dovette fare delle cose, eppure lì c'era l'angelo dell'Eterno che lo poteva portare fuori in modo diverso. Invece gli dice tutte queste cose, lo sveglia, e quindi pensi che ci dobbiamo svegliare un attimo da questo torpore, o forse da questo pensiero, da quest'idea che Dio farà tutto per noi. Dio non farà tutto per noi, farà la sua parte, l'altra parte spetta a noi. Pietro dovette imparare, dormiva sì tranquillamente, sicuramente avendo fiducia che la Chiesa pregava. Tu devi avere fiducia che la Chiesa prega e che Dio ascolta ed interviene, ma Dio non farà tutto. C'è qualcosa che devi fare tu, che devo fare io. E forse è un tempo in cui, fratelli cari, ci dobbiamo dare una sveglia, una mossa, a dire è vero, Signore, io so che la Chiesa prega per me, i fratelli, le sorelle pregano per me, come io faccio per loro. E che tu intervieni, ascolti, perché abbiamo letto che tu ascolti, perché i fermi di preghiera erano elevati al trono della grazia e Dio ha mandato il suo angelo. Dio non era stato fermo, ma l'angelo quando è andato lì ha comandato delle cose a Pietro, e Pietro ha dovuto ascoltare e fare delle cose. E io penso che in questo tempo, fratelli cari, noi dobbiamo fare delle cose, tutti insieme. Forse, come abbiamo letto in questa parola, ci dobbiamo alzare dalla nostra condizione. Sapete perché? Perché in questa parola, in questa sera, non è venuto, il Signore non ha mandato un angelo, un essere spirituale per servirci, ma ha mandato la sua parola che è superiore. E la sua parola ti dice in questa sera, a me e a te, a me personalmente che è arrivata, ma anche a voi, alzati, ti scuote. La parola di Dio ci scuote in questa sera, non è il tocco di un angelo che ti scuote perché tu stai dormendo o io perché sto dormendo. Non è l'angelo che verrà, ma è la parola di Dio che è arrivata e ti dice svegliati, svegliati, c'è da fare, non puoi dormire tranquillamente, ti devi svegliare. E io penso che in questo tempo la Chiesa del Signore si deve svegliare. Forse si sta appoggiando sugli allori, sulla storia che ci ha preceduti. Ma la storia, fratelli cari, è bella la storia, perché è una maestra di vita, ma la storia la dobbiamo scrivere io e te, perché la storia continua. Allora in questa sera, fratelli cari, attraverso questa parola, Dio ha scosso il mio cuore. E come vi dicevo prima, mi sono guardato un po' dentro, ho riflettuto in questi ultimi tempi e ho detto è vero, preso da tante cose da fare, perché ci sono anche da fare, però fermiamoci un attimo, troppo presi da tante cose, anche forse importanti, ma no, non va bene. Fermiamoci un attimo, torniamo alla preghiera, torniamo a chiedere a Dio, perché senza questo ha voglia che noi ci affatichiamo, fratelli e sorelle, non risolviamo niente. La Chiesa del Signore si deve radunare insieme, avere un unico scopo, un unico pensiero, quello di pregare gli uni per gli altri e chiedere a Dio di intervenire in ciascun bisogno di ognuno di noi. Ci dobbiamo radunare e come faceva questa
chiesa, piccola, anche sparsa nelle case di quel tempo. Noi grazie a Dio abbiamo un luogo qui, ma anche da altre parti dove possiamo stare tutti insieme, ci stiamo tutti insieme. E questo, fratelli cari, dobbiamo far sì che attraverso quello che abbiamo ascoltato in questa sera, noi ci dobbiamo radunare come io prego con tutto il cuore che martedì, come dicevo prima, ci sia una chiesa piena, dove ci sia il desiderio di venire nella casa di Dio e pregare gli uni per gli altri nell'unità e chiedere che Dio intervenga con mano potente sulla vita delle mie sorelle, dei miei fratelli, che tocca i cuori, che guarisca Gabriele, che lo liberi da questa malattia che la sta attanagliando da un anno. Io non posso stare a dormire mentre il mio fratello e la mia sorella sta attraversando un momento difficile. O un'altra mia sorella forse c'è un'altra problematica, un mio fratello ancora. O una mia sorella chiede un qualcosa al Signore. Noi ci dobbiamo stringere insieme nell'unità e chiedere a Dio di intervenire con mano potente, fratelli cari. Non possiamo stare più a dormire, a pensare ognuno alle nostre problematiche personali. Le nostre problematiche personali si risolvono nella casa di Dio, quando si condividono gli uni e gli altri, quando si portano i pesi gli uni degli altri, come è scritto nella sua parola. Portate i pesi gli uni degli altri, confessate gli uni e gli altri, non perché ti debba confessare i miei peccati, ma perché ti dirò aiutami, prega per me e io pregherò per te. Questa è la Chiesa, fratelli cari. Bisogna ritornare un po' al primiero zelo, bisogna rivedere un po' negli Atti degli Apostoli come vivevano questi fratelli e queste sorelle. Come vivevano, fratelli cari? Vivevano così. Quando c'era un problema, una difficoltà, non è che uno tornava alle sue case così. Vabbè, abbiamo ascoltato in questa sera, ho sentito, sono andato alla preghiera, però adesso io vado a casa mia. E quindi, no. Qui in ogni casa, fratelli cari, c'era una preghiera, c'era una casa di preghiera. E tutti con un solo scopo, tutti. In quel caso c'era il bisogno di Pietro, ma sicuramente ci saranno stati nel tempo altri bisogni, perché questa chiesa era perseguitata. E più era perseguitata, dice la parola di Dio, e più questa chiesa cresceva. Perché? Perché dice la parola di Dio, come abbiamo letto, perseveravano nella preghiera. Si riunivano, non guardavano la difficoltà, non guardavano la persecuzione. Sapevano che nell'unità della preghiera le preghiere venivano ascoltate nel cielo e Dio operava. E dice la parola di Dio in un altro passaggio, sempre negli Atti, che Dio aggiungeva alla Chiesa. Non erano bravi i fratelli cari più di noi, non lo erano, ma perseveravano, erano uniti, si parlavano con franchezza, con gioia. C'era la gioia di stare insieme, di pregare gli uni e gli altri. Dio vedeva, si affacciava, guardava questo gregge che viveva questa unità meravigliosa, questa gioia, questa condivisione, e Dio aggiungeva alla Chiesa, dice la parola di Dio. Non le strategie, non tanti giri di parole, ma guardava la loro unità, il loro amore, la loro gioia, il portare il peso gli uni degli altri, di non ritirarsi ognuno nelle case proprie e dice vabbè, questa sera è andata così. No, anche nelle loro case quando tornavano si continuava a pregare e a chiedere. È quello che dobbiamo imparare a fare noi, fratelli cari. Però, come io dicevo prima, fratelli e sorelle, Dio farà, perché Dio, quando la Chiesa è unita, quando la Chiesa persevera, quando la Chiesa si mette insieme nel pregare, come dice la parola, Dio ascolta. Ma Dio in questo tempo ci chiede, perché come abbiamo letto, ha mandato la sua parola, qui ha mandato un angelo, adesso ha mandato la sua parola. Ora aspetta a me e a te di fare qualcosa, di svegliarci attraverso la parola ricevuta, di alzarci dalla condizione forse che siamo caduti, o forse siamo ancora lì, piegati. E il Signore ti dice in questa sera, io sono venuto a svegliarti, alzati. Se tu vuoi che le catene nella tua casa, nella tua famiglia, cadano, si rompano, si spezzano, alzati! Non dormire più, alzati! Perché il Signore è venuto a svegliarsi, è venuto a liberarti, ma tu devi fare qualcosa. Non puoi dire, Signore, continua a fare tu, io sto così, nell'ozio. C'è ad Ercolano dove lavoro il giardino dell'ozio, questo direttore ha fatto qualcosa di bello però, perché
i turisti affaticati nel visitare le case, specialmente in estate. Poi c'è un bel giardino meraviglioso, pieno di melograni, c'è una fontana, ha messo le sedie a sdraio. Sotto questi alberi c'è una bella libreria, che uno dopo aver visitato un po' gli scavi affaticati si mette lì, si sdraia, qualcuno prende il sole. E quello lo chiamo il giardino dell'ozio. E va bene quel contesto lì, ma noi non possiamo stare in ozio, fratelli cari. Non possiamo stare in ozio come quelli lì. Noi siamo la Chiesa di Gesù, una Chiesa che è chiamata a pregare continuamente. Allora, fratelli cari, in questa sera il Signore ci dice: svegliati, svegliati, alzati. Poi dice un'altra cosa: cingiti, stringiti la cintura, forse si è un po' allentata un po' e forse ti impedisce di poter camminare. Stringi la cintura, allacciati i sandali per poter correre, allacciali bene le scarpe, mettele strette ai piedi, perché bisogna camminare, bisogna correre, fratelli cari. E poi, come dice il Signore, anche qui l'angelo gli dice le stesse cose: seguimi. E il Signore dice: seguimi, continua a seguirmi. C'è bisogno di fare tutto questo, e questo, fratelli cari, lo dobbiamo fare noi. Dio non lo farà per noi. Dio non lo farà per noi. Farà la sua parte, manderà un angelo, ti soccorrerà, ti aiuterà, ma delle cose le devi fare tu. Allora, in questa sera, se abbiamo ascoltato tutti insieme questa parola, io voglio essere ubbidiente, io per primo, che ho ricevuto questa parola, e mi prendo la mia parte e dico: è vero, Signore, forse è un tempo in cui ci siamo un po' seduti, ci siamo un po' allentati la presa, ma in questa sera la tua parola è venuta a svegliarci, è venuta a rialzarci, quindi ci ha fatto cadere le catene che ci tenevano legati. Fratelli cari, le catene non sono solo quelle spirituali che noi pensiamo, le catene possono essere il tam tam di questa vita, azioni su azioni, cose da fare continuamente. Allora ferma tutto. Ferma tutto, alziamoci in piedi tutti insieme in questa sera, fratelli cari. Cominciamo a fare un gesto, alziamoci in piedi. Io voglio alzarmi, Signore, perché ho ascoltato la tua parola che mi ha svegliato, e voglio alzarmi dalla mia condizione. E so che se mi alzo, faccio un atto di fede come in questa sera, io so che le catene che mi tenevano legate si spezzeranno e cadranno. Ma noi ci crediamo, fratelli cari, a tutto questo. Io ci credo, perché Dio ama l'ubbidienza della sua parola. E in questa sera il Signore ha visto che ti sei alzato in piedi, ed ha spezzato le catene che ti tenevano legati. Però ti dice di fare altro, di continuare. Ti dice di cingerti i fianchi, allacciare i sandali, prenderti il mantello, la copertura spirituale, e seguire di nuovo il Signore. Allora fratelli cari, non siamo disattenti a questa parola. Dio ci ha parlati ampiamente in questa sera e noi vogliamo che Dio faccia un'opera, che Dio ascolti le nostre preghiere. È vero, leggendo questo passaggio della parola di Dio ci siamo accorti che Giacomo dovette morire e Pietro sarà liberato. Ma questa è volontà di Dio. Anche oggi accadono delle cose dove vediamo che Dio interviene in certe situazioni e poi nell'altre mi sembra che Dio non interviene. Questa è la volontà di Dio. Dio guida il suo popolo, la sua Chiesa, come Egli vuole. Ma la Chiesa del Signore però è chiamata a fare come questa Chiesa di questi primi tempi, a intercedere continuamente, a pregare, a non arretrare, sapendo che Dio ascolta, e soprattutto quando Dio ci parla, noi dobbiamo fare la nostra parte. Egli non la farà per noi. Anche quando era Gesù davanti alla tomba di Lazzaro, comandò e disse: togliete la pietra. E qualcuno dovette togliere la pietra. Il Signore non la tolse per loro. Il Signore comandò. Allora il Signore ti ha detto qualcosa in questa sera, tienilo stretto nel cuore. Non so che cosa ti tiene legato, che cosa non ti sta facendo camminare, ma svegliati, ritrova la stanzetta, ritrova la preghiera, ritrova la comunione con i fratelli. Non disattendere le riunioni di preghiera e di culto che ci sono qui o in altri posti.
Ma ritorniamo, fratelli cari, ritorniamo. Se vogliamo vedere la gloria di Dio nelle nostre case, nelle nostre famiglie, se vogliamo vedere le nostre preghiere esaudite, dobbiamo fare così, come abbiamo letto in questa sera. Ed ognuno si prenda la sua parte. Ognuno si prenda la sua parte, poi insieme, nell'unità, nella preghiera, ne vedremo la gloria di Dio. Amen. E vedremo la gloria di Dio. Perché questa è stata parola ed è parola di Dio. Amen. Facciamo un bel canto tutti insieme, adoriamo il Signore, ringraziamolo, permettendo allo Spirito Santo ancora di poter investigare il nostro cuore e poterci parlare ancora, poterci ancora svegliare. Lascia che lo Spirito in questa sera possa ancora parlare e continuare a parlare al tuo cuore. Lasciati andare, adoriamo il Signore con tutto il cuore. Egli non farà mai nulla di quello che dovresti fare tu. Fallo tu. Dio la sua parte l'ha sempre fatta, come in questa sera, perché è presente in mezzo a noi. Cercavo un giorno una vita felice per realizzare i miei sogni futuri, ed io lottavo per poterla ottenere, ma senza meta. Dillo, io vagavo infelice, cercavo in altri qualcosa di buono, qualcosa che potesse farmi felice. Poi l'ho cercato e l'ho trovato. Dillo, questo qualcuno sei tu, Gesù. Cercavo un giorno Una vita felice per realizzare i miei sogni futuri, ed io lottavo per poterla ottenere, ma senza meta. Io vagavo infelice, dillo, cercavo in altri qualcosa di nuovo, qualcosa che potesse farmi felice. dillo, poi l'ho cercato E l'ho trovato. Alleluia. Questo qualcuno sei tu, Gesù. Allora insieme, questa preghiera, tutti insieme. Questa preghiera così dolce levo a te, oh mio Signore. Sento il bisogno di dover parlare con te, sentire ancora che tu sei vicino a me.
meta. ma senza metà. Io vagavo infelice, Cercavo in altri, cercavo in altri qualcosa di nuovo, qualcosa che potesse farmi felice. poi l'ho cercato. E l'ho trovato. Questo qualcuno. Questo qualcuno sei tu, Gesù. Questa preghiera Così dolce levo a te, oh mio Signore. sento il bisogno di dover parlare con te. Dillo. Sentire ancora che tu sei vicino a me. E mentre mi apro a te, benedizioni scendono dal cielo su me. Gioia cantare per la gloria tua, Signore. Sentirmi libero e volare su nel cielo. 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 Alleluia, Signore. Meraviglioso questo canto perché esprimeva tutto quello che il Signore ci vuole consigliare in questa sera. Questa preghiera elevo a te, oh mio Signore. E Dio vuole che si torni alla preghiera in questo tempo, fratelli cari, che la Chiesa del Signore ritorni all'unità per pregare, per chiedere a Dio di intervenire, di toccare i cuori, di guarire, di liberare. Come noi abbiamo visto in questo passaggio, e il tempo è passato, fratelli cari, ma noi siamo la Chiesa di Gesù, come in quel tempo. Come loro si radunavano, noi siamo radunati. E come loro hanno visto cose meravigliose, così le vediamo anche noi. Ma dobbiamo perseverare, come è scritto. Perseveravano nella preghiera, tutti insieme, tutti insieme. Allora facciamo ancora un canto. E io voglio avere ancora un momento di preghiera insieme a voi. Un momento di gratitudine verso il Signore per questa parola che Egli ancora ha voluto donare alle nostre vite. Vogliamo ringraziarti, Signore, e noi lo facciamo attraverso questa adorazione, questa lode, questa preghiera, Signore, tutti insieme, come Chiesa tua. Vogliamo pregarti ancora, vogliamo stare ancora alla tua presenza. Grazie, papà. Portato i miei pesi, Tutto tempo con me. sono Stato creato per riposare con te. Sento la tua voce che mi invita a venire e non vedo l'ora di lasciare tutto perché ho bisogno di te, oh Padre di grazia.
grazia, io corro da te, ti offro quel poco che resta di me, rinnova il mio cuore, ho bisogno di te, dillo, correrò da Dio Padre, ancora e ancora e ancora e ancora. Oh, 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 oh. Tu conosci il mio cuore, hai un piano per me. Gesù pagò il prezzo della mia redenzione. E non riesco a spiegarmi questo tipo di amore, e no, non capisco, non riesco a capire, ho solo bisogno di te, oh Padre di grazia, io corro da te, ti offro quel poco che resta di me, rinnova il mio cuore, ho bisogno di te, correrò da Dio Padre, ancora e ancora e ancora e ancora. Oh, 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 ancora e ancora. Oh, 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 il tuo sguardo è su di me, prima della creazione, tra le tue braccia, oh Dio, dillo, io mi nasconderò, sento il tuo cuore vicino al mio, mi chiama a restare in te, così come sto, rinnova il mio cuore, so che ho bisogno di te, oh Padre di grazia, io corro da te, ti offro quel poco che resta di me, dillo, rinnova il mio cuore, ho bisogno di te, correrò da Dio Padre, ancora e ancora e ancora e ancora. Oh, 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 e ancora e ancora. Oh, 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 il tuo sguardo è su di me, prima della creazione, tra le tue braccia, oh Dio, io mi nasconderò, dillo, sento il tuo cuore vicino al mio, mi chiama a restare in te, così come so, rinnova il mio cuore, so che ho bisogno di te, oh Padre di grazia, io corro da te, ti offro quel poco che resta di me, rinnova il mio cuore, ho bisogno di te, correrò da Dio Padre, ancora e ancora e ancora e ancora. Oh, 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 e ancora e ancora. Oh, 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 ancora e ancora. Alleluia. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse, e una luce risplendette nella cella.
E percorso il fianco di Pietro lo svegliò dicendo: alzati in fretta, e le catene gli caddero dalle mani. Quindi l'angelo gli disse: cinciti e allacciati i sandali, ed egli fece così. Poi gli disse: avvolgiti nel mantello e seguimi. In un versetto più avanti dice così: quando rientrò in sé, Pietro disse: ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e ha reso vana tutta l'attesa del popolo dei Giudei. Aveva fatto tutte quelle azioni e non aveva capito, però tutte quelle azioni, vedete fratelli cari, lo avevano portato alla libertà. Non si era reso conto. Se noi siamo ubbidienti alla parola di Dio, non ci rendiamo nemmeno conto. Pensiamo di avere una visione, un sogno, ma è Dio che sta operando. E noi vogliamo essere come Pietro. Il Signore ci parla, noi siamo ubbidienti e facciamo delle cose. E poi ci accorgiamo che Dio avrà fatto un'opera meravigliosa, straordinaria, senza che noi ce ne accorgessimo nemmeno. Pietro non capì, poi capì, successivamente rientrò in sé, dice la parola. È così, quando Dio opera, Dio ci meraviglia sempre. E noi proprio come Chiesa, si parlava di preghiera, dal web ci arrivano delle richieste di preghiera, noi come Chiesa siamo chiamati a pregare per loro. Vincenzo chiede che lo Spirito Santo lo visiti e noi preghiamo che lo Spirito Santo intervenga nella vita di Vincenzo. Gennaro chiede preghiera per protezione e liberazione, Tina per liberazione, pace e serenità nel cuore e mente di Vito. Signore, metti pace nel suo cuore e nella sua mente, spezzando ogni legame nel nome di Gesù. Isabella chiede preghiera per forze contro il nemico. Signore, ungila affinché lei abbia vittoria contro il nemico nel nome di Gesù. Il nipote di Giovanna chiede liberazione e protezione. Francesco chiede preghiera per la sua famiglia e i suoi figli. Elsa per i suoi figli. Fratello Cesaro e famiglia per ubbidienza a Dio. E noi vogliamo continuare a pregare non solo per questi casi che ci arrivano dal web, ma vogliamo continuare a pregare per il nostro fratello Gabriele, per Naomi, per Giulia, per Vittorio, per Camillo. Signore, io voglio pregarti ancora in questa sera per quelle famiglie che in questo tempo hanno perso un loro caro, Signore, un affetto caro. Signore, noi sappiamo che solo Tu puoi consolare quei cuori così affranti, e solo Tu, papà, puoi riempire quel vuoto che quei cari hanno lasciato in queste famiglie. Sappiamo che Tu lo fai, papà, perché Tu sei il consolatore, Signore. E noi in questa sera vogliamo ringraziarti di vero cuore, perché veramente hai dato una scossa alla nostra vita attraverso la Tua parola, perché ci hai invitati ad alzarci, ci hai invitati, Signore, a cingere i fianchi, ad allacciare i sandali, a prendere il mantello e a seguirti. E noi vogliamo farlo, perché noi come Chiesa vogliamo vedere la Tua gloria. Ora ti chiediamo ancora di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, e se il domani ancora è per noi, aiutaci ad essere veramente, Padre, come questo Tuo servo Pietro, ubbidiente, perseverante, ma tranquillo, sapendo che la Tua mano era all'opera. E noi ti diciamo grazie come Chiesa, come popolo, ti diciamo grazie con tutto il cuore, in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.